benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie. C'è anche un giovane di origine catanese, Alessio Catanzaro, tra gli attivisti della flottiglia sequestrati dall'esercito israeliano. Non fa parte di nessuna organizzazione, voleva fare volontariato, dice la madre al nostro TG. Il ministro Tajani ha chiesto l'immediato rilascio di tutti e 14 gli italiani fermati. Ancora mobilitazione contro il pizzo. A Campobello di Licata, cittadini in piazza con il sindaco, il prefetto di Agrigento e il presidente di SOS Imprese per dire no alle estorsioni e all'usura. I Kalashnikov e le altre armi da fuoco utilizzate per le intimidazioni della mafia del racket arrivano dai teatri di guerra dell'Europa dell'Est e approdano nei container nei porti di Trieste e Gioia Tauro, ma anche di Palermo e Catania. L'analisi del criminologo che vedete. Tra Mesimeri, Petralia Sottana e Castelbuono retata contro le truffe del finto carabiniere. 6 arresti. Decisiva la pronta reazione delle mancate vittime. I carabinieri, quelli veri, mettono in guardia i cittadini anche con la collaborazione delle parrocchie. Ricordato a Catania Giovanni Lizio, agente di polizia assassinato il 27 luglio del 92, pochi giorni dopo la strage di Via D'Amelio. La città celebra così il Memorial Day, manifestazione staffetta che si concluderà a Roma. Come incrementare il turismo in tempo di guerre e di caro gasolio. A Ragusa c'è chi rimborsa quasi per intero il costo del viaggio, con un sistema di sconti in ristoranti, negozi e pernottamenti. Calcio Palermo, serve l'impresa. Nella gara di ritorno contro il Catanzaro e il Rosanero accedono alla finale se vincono con 3 gol di scarto. Ma sia Inzaghi che i giocatori credono nella remontata. Catania, obiettivo semifinale, domani il ritorno dei quarti contro il Lecco dopo lo 0-0 dell'andata. Toscano, che parlerà nel pomeriggio, ha in serbo qualche novità. Bentrovati, c'è anche un giovane di origine catanese, Alessio Catanzaro, tra gli attivisti della flottiglia sequestrati dagli israeliani. Il ministro Tajani ha chiesto l'immediato rilascio di tutti e 14 gli italiani fermati. Alessio non fa parte di nessuna organizzazione, voleva fare volontariato, ha detto la madre a Lorena Dolci. Ascoltiamola. Alessio scrive: ci stanno abbordando, dobbiamo buttare i telefoni a mare. Allora ci siamo fermati e abbiamo acceso lo streaming che la flottiglia aveva messo in atto. Ed ecco le immagini dell'abbordaggio in pieno giorno da parte dell'IDF, le forze armate israeliane, alle barche della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza, fra cui appunto la Cactus, quella del trentenne Alessio. Abbiamo visto prima un ufficiale della Marina israeliana fare alzare le mani ai ragazzi e poi i gommoni dei gruppi d'assalto arrivare sulla barca e spaccare la telecamera e poi più niente, ecco. Da allora, alle 9 di lunedì mattina, il silenzio che pesa sui cuori di questi due genitori, il padre, ex professore di sociologia all'Università di Catania, e la mamma bolognese, che nonostante l'ansia di queste ore appoggiano in pieno la causa sposata dal figlio contro il genocidio palestinese. Per questo, nei giorni scorsi, papà Raimondo aveva scritto una lettera aperta al presidente Mattarella chiedendo di non lasciarli soli. Non c'è stata nessuna protezione, ma questo è un fatto molto grave perché lo Stato dovrebbe difendere i propri cittadini. Invece non li ha difesi. A bordo giovani di tutto il mondo, come questi due volontari, lui irlandese e lei polacca, ma amanti della Sicilia, che durante la navigazione intonavano una canzone popolare.
Alessio non è né un attivista di partito, non fa parte di nessuna organizzazione, studia fisica teorica. Alla fine d'aprile ci ha detto: ma io avrei un mese di ferie, farei un po' di volontariato. E il giorno dopo ci ha detto: mi sono proposto per andare con la flottiglia. Alessio e gli altri sequestrati si trovano a bordo di una nave militare israeliana in attesa di essere sbarcati, trasferiti in carcere e poi interrogati. Intanto ricordiamo il ministro Tajani ha chiesto l'immediata scarcerazione di tutti e 14 gli attivisti italiani fermati ieri. Torniamo in Sicilia. A Campobello di Licata si è fermato per il Normality Day, è una giornata di lotta al racket e all'usura, quindi una nuova manifestazione contro il pizzo. In piazza 20 settembre si è anche ricordato Gaetano Giordano, era un commerciante di Gela che è stato ucciso nel 92 dopo aver denunciato le estorsioni. È stato ricordato perché simili tragedie non capitino più. Davide Sardo. Campobello di Licata nella Agrigentino si è fermata per un giorno, ma non per una semplice ricorrenza. Piazza 20 settembre ha ospitato il Normality Day, una manifestazione contro racket e usura nel segno della memoria e della legalità. Nel corso della giornata è stata ricordata la storia di Gaetano Giordano, commerciante di Gela, che denunciò chi gli chiedeva il pizzo pagando con la vita il suo coraggio. Giordano fu ucciso il 10 novembre 1992 davanti al figlio in un agguato che segnò profondamente la sua città. Gela sicuramente ha avuto uno scossone, si è aperta una grossa breccia e quello che poteva essere omertà, diciamo, come costume di omertà è venuto accantonato. Tanti poi hanno avuto il coraggio di denunciare invece di temere un altro omicidio, hanno avuto il coraggio di ribellarsi. Diciamo che è stato un boomerang, è stato un momento difficile perché nessuno era mai stato colpito direttamente, intimidito tutt'al più, ma non con l'intento di uccidere. Una giornata di impegno civile che rilancia un messaggio chiaro: la memoria unisce, la legalità libera. Vogliamo lanciare un'idea di comunità, una comunità educante che affondi sempre più le radici nella legalità. La legalità non deve essere una bandiera da sventolare all'occorrenza, ma un vessillo. Una giornata che rafforza il valore della memoria e dell'impegno civile. Campobello di Licata sceglie ancora una volta la strada della legalità. Da dove arrivano i Kalashnikov e le altre armi che finiscono nelle mani della mafia che poi spara sulle vetrate, sulle saracinesche per imporre il pizzo? L'analisi di Vincenzo Musacchio, è un esperto di criminalità organizzata, dice tra l'altro interessati al traffico anche i porti di Catania e di Palermo. Lorena Dolci. Tutto è gestito principalmente dall'alleanza che c'è tra mafia russa e mafia ucraina, che ovviamente hanno i loro alleati, per esempio nelle triadi cinesi. Sono gli scenari di guerra e buchi neri che inghiottono ogni anno migliaia di armi. Come già avvenuto nell'ex Jugoslavia, il meccanismo si ripete da tempo in Ucraina. Sono armi che non sono state scaricate nei famosi registri dove si catalogano le armi, soprattutto quelle armi di tipo pesante o armi di alta precisione, i Kalashnikov o le mitragliatrici, tutta una serie di armi che vengono usate esclusivamente per fini militari. All'appello mancano quasi 500.000 armi da fuoco che finiscono nelle mani delle nostre mafie. Le rotte più battute arrivano ai porti di Trieste e Gioia Tauro, dove l''ndrangheta spartisce l'arsenale, ma anche la Sicilia rientra nei traffici. Sicuramente per esempio il porto di Catania è stato coinvolto più volte in attività di traffico non solo di stupefacenti ma anche di armi. Lo stesso porto di Palermo ci sono state delle inchieste in merito. Il container con le armi passa alla frontiera con la complicità, con la corruzione di ispettori doganali o anche di chi si occupa della movimentazione, mentre il controllo avviene su un container che contiene materiale normale. Poi entrano nella disponibilità della criminalità che le utilizza o le ostenta mostrando la sua potenza di fuoco o le usa come merce di scambio. Un mercato che consente guadagni enormi perché le armi vengono acquistate a prezzi bassi e poi rivendute nel dark web. Una circolazione incontrollata che per il criminologo rappresenta una vera e propria emergenza. Il rischio è quando queste armi possano finire in mani di associazioni di stampo terroristico per fini eversivi. Questo potrebbe essere il rischio più alto che corriamo.
La droga viaggiava dalla Germania a Licata sui camion. Traffico di cocaina e di hashish scoperto dai carabinieri. 6 gli arresti. Luca Ciliberti. Acquistavano cocaina e hashish in Germania, poi la trasportavano 1 chilo alla volta nascosti in un camion fino a Licata, nell'Agrigentino, per approvvigionare di droga le piazze di spaccio della zona. Questo è uno dei dettagli che è emerso dalle indagini dei carabinieri che, eseguendo un'ordinanza del GIP Miceli, hanno arrestato 6 persone presunti componenti di una banda. Il provvedimento è stato notificato anche nelle carceri di Viterbo e Teramo, dove alcuni degli indagati erano reclusi per altri reati. L'inchiesta antidroga si è sviluppata tra l'aprile 25 e febbraio 2026 e ha preso origine dall'indagine Omnia sul grave incendio in uno stabilimento per la raccolta e smaltimento di rifiuti avvenuto a gennaio 2024. Secondo quanto è emerso dalle indagini, il gruppo veniva gestito e coordinato da 2 degli indagati quali all'epoca dei fatti si trovavano detenuti a Roma e da dove riuscivano a comunicare con l'esterno. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati 2 chili di cocaina e una pistola clandestina calibro 9. Retata contro chi tentava la truffa del finto carabiniere. 6 arresti in 3 diverse località. Orazio Longo. Continuano senza sosta i tentativi di truffa nei confronti di anziani con la modalità del finto carabiniere, un fenomeno criminale particolarmente odioso in quanto colpisce le fasce più fragili della popolazione. A Castelbuono, in provincia di Palermo, fingendosi carabinieri, 2 malviventi contattano telefonicamente una donna anziana rappresentando una falsa emergenza giudiziaria riguardante un familiare e richiedendo quindi la consegna di denaro contante. Determinante però è stata la lucidità della vittima, una donna di 83 anni che ha immediatamente contattato il 112, consentendo ai carabinieri di bloccare in tempo il veicolo in fuga con a bordo i 2 sospettati per tentata truffa aggravata. In un'altra operazione, un 53enne catanese è stato posto agli arresti domiciliari per truffa aggravata ai danni di un'anziana residente a Geraci Siculo, mentre a Misilmeri i carabinieri hanno arrestato in flagranza 3 catanesi ritenuti responsabili di truffa aggravata ai danni di una pensionata. La vittima, contattata telefonicamente, era stata convinta a consegnare denaro e gioielli. Fondamentale si è rivelata anche stavolta la tempestiva richiesta di aiuto avanzata dalla donna ai carabinieri, che hanno individuato il responsabile e recuperato il bottino. Ma non basta solo la prontezza delle vittime. Parallelamente all'attività repressiva, i comandi delle compagnie di Monreale, Cefalù e Petraria Sottana hanno promosso iniziative di sensibilizzazione in collaborazione con le arcidiocesi e i parroci del comprensorio, che hanno permesso di illustrare le principali tecniche utilizzate dai truffatori e fornire consigli pratici per prevenire e reagire, rinnovando l'invito a diffidare da richieste di denaro formulate telefonicamente da sedicenti appartenenti alle forze dell'ordine. Violetta Rissa, ieri in tarda serata a Palermo, 2 uomini si picchiano a calci e pugni, il tutto ripreso da un residente, lo vedete fra un momento, che ha denunciato l'episodio. Ancora una volta è il centro storico del capoluogo, la notte diventa luogo di insidie e pericoli. Marco Gullà. Sembra un incontro di pugilato, ma in realtà è l'ennesimo episodio di violenza che si registra nel centro storico di Palermo. Ieri sera 2 persone hanno dato vita ad una violenta scazzottata in via Macheda, all'altezza dell'incrocio con via Napoli. A picchiarsi con calci e pugni un uomo palermitano e uno straniero. Durante la rissa, come vediamo, uno dei 2 soggetti ha danneggiato una vetrina in cui erano contenuti dei souvenir. Lei ha denunciato su Facebook l'ennesimo episodio di violenza nel centro storico. Via Macheda siamo in preda all'anarchia e una malamovida che denunciamo da mesi insieme ai comitati e residenti della zona. Il tema è che non manca il rispetto delle regole, ci sono le ordinanze, ci sono i regolamenti, ma assistiamo puntualmente al mancato rispetto di quelle che sono semplici leggi e norme. I cittadini non riescono più a riposare, le preoccupazioni aumentano costantemente. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza avvenuto fra le strade del centro storico, un fatto che riaccende i riflettori sul tema della sicurezza e del controllo del territorio. Via Macheda, nelle ore diurne, è un crocevia di turisti, poi dalle 20 in poi spacciatori e bande prendono il sopravvento, terrorizzando residenti e visitatori. A Catania sono disperate le condizioni di Matteo Patti, investito giovedì scorso a Canalicchio mentre era in scooter da un pirata della strada che poi è fuggito. L'uomo, in coma farmacologico all'ospedale Cannizzaro, ha subito un intervento neurochirurgico. Nuovo appello della famiglia: il colpevole si costituisca. Desirée Ferlito.
Restano disperate le condizioni di Matteo Patti, investito giovedì scorso all'incrocio tra via Nuovo Lucello e via Cabot. L'uomo è in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva del Cannizzaro di Catania. Ha già subito un delicatissimo intervento neurochirurgico e dovrà subirne altri. Ha un trauma cranio-facciale, uno toracico e un gravissimo trauma vertebrale, ma continua a lottare tra la vita e la morte. Intanto emergono nuovi particolari sul pirata della strada che avrebbe investito Matteo. Le uniche informazioni che abbiamo è una macchina scura, si parla forse di un modello di una Citroën, e lui una persona alta con la barbetta e questo. L'auto, che viaggiava a tutta velocità, avrebbe travolto Matteo alla guida del suo scooter, lasciandolo sul selciato. Non ce l'abbiamo con lui perché sono delle distrazioni che possono capitare, però giustamente scappare non è una cosa corretta e non è una cosa civile. Intanto si susseguono gli appelli di una famiglia addolorata che vive tra l'angoscia di ricevere brutte notizie e la paura che tutto questo non abbia mai un colpevole. Grande civiltà in questi appelli, malgrado il dolore che provano i familiari della giovane. È in corso il Memorial Day in ricordo delle vittime della mafia, del terrorismo e della criminalità. La staffetta organizzata dal SAP, che è il Sindacato Autonomo di Polizia, si concluderà domani a Roma. In mattinata la tappa a Catania. C'era per noi Tonino De Mana. Una staffetta per ricordare le vittime della mafia, del terrorismo e di ogni forma di criminalità. Un cuore con la scritta per non dimenticare, una corona d'alloro ed una targa, quest'ultima per ricordare Giovanni Lizio, poliziotto assassinato il 27 luglio 1992, pochi giorni dopo la strage di via D'Amelio. Catania celebra il Memorial Day con una staffetta che si concluderà nella capitale. 4 staffette sono partite da tutta Italia, da Torino, Pordenone, Lecce e Palermo, per unire idealmente il valore della memoria. Si riuniranno mercoledì a Roma e tutti insieme uniranno i 4 cuori per deporli al monumento del milite ignoto all'altare della patria. La tappa catanese è stata anche l'occasione per ricordare Giovanni Lizio, occhi lucidi e voce spezzata dall'emozione per la figlia Grazia. Io ero una ragazzina, avevo 18 anni, quindi ricordi fragili di quel periodo. Un diciottenne di solito vive una vita diversa, ecco, non è pronto a un lutto così forte. Stesso dolore per Marisa Grasso, vedova Raciti. Attraverso il ricordo continua a vivere la persona, il sacrificio. A breve saranno 20 anni dalla morte di Filippo, dalla tragedia che è successa a Catania, però purtroppo devo dire con mia amarezza che la violenza, soprattutto durante manifestazioni sportive o servizi di ordine pubblico, continuano, e quindi questo viene meno un po' la speranza che le cose cambino, però non deve morire mai la speranza. Dopo l'omaggio a Giuseppe Fava, Filippo Raciti, la corona d'alloro all'ingresso della nuova questura di Catania, il SAP ha voluto ricordare i carabinieri Domenico Marrara, Salvatore Bologna e Giovanni Bellissima, uccisi in un agguato a San Gregorio nel novembre del 1979. Cambiamo argomento. A Ragusa una card contro il caro vacanze. Attraverso sconti su soggiorni, ristoranti, visite gratuite sarà possibile recuperare quasi tutto il costo del viaggio da qualunque parte del mondo verso Ragusa. Veronica Barbarino. A Ragusa Ibla i commercianti fanno rete contro il caro vacanze. In un contesto economico e turistico segnato da incertezze internazionali e da un generale aumento dei costi di viaggio, i circa 90 operatori privati aderenti al centro commerciale naturale Antica Ibla propongono una card sconti per attirare turisti. Il meccanismo è semplice. Decidi di venire nel nostro splendido quartiere barocco, prenoti il tuo viaggio, scegli il mezzo, invii nel nostro ufficio qui all'Ibla Tourist Information la prova dell'acquisto, inviamo via mail l'elenco delle strutture ricettive convenzionate e da lì inizia a fruire della scontistica prevista nei vari luoghi che sono disponibili, varia dal 5% anche al 30%. L'iniziativa consente quindi ai visitatori di recuperare il costo del viaggio attraverso sconti, benefit e visite gratuite, perché il viaggio è anche esperienza.
ricorrenza. Ma il valore di questa proposta va oltre il singolo progetto. In questo momento siamo bombardati dal caro vacanze, dal caro benzina, dal rischio voli, e per la Sicilia, per Ragusa, che è una delle mete più difficili da raggiungere, noi vogliamo essere appunto un esempio concreto e positivo di come rispondere a determinate criticità. Non sarà una promozione estiva, ma una scommessa di lungo periodo per rendere la destinazione Ragusa più accessibile e competitiva. Davvero un'iniziativa bellissima, complimenti ai ragusani. Pausa, tra poco il calcio con il Palermo che insegue la rimontata e il Catania che vuole le semifinali. Vi aspetto, state con noi. Il Palermo, dopo la debacle di Catanzaro, lavora per la gara di ritorno in programma domani al Barbera. In palio c'è la finale playoff, ma i rosanero dovranno rimontare 3 gol ai calabresi. Occorre un'impresa titanica alla formazione di Inzaghi. Marco Gullà. Le speranze sono flebili, ma nel calcio mai dire mai. Pippo Inzaghi ha fatto mea culpa, abbiamo sbagliato tutto, ha detto. Ma domani al Barbera, nella gara di ritorno contro il Catanzaro, i tifosi si aspettano un cambio netto di mentalità. Il Palermo passa in finale se vince con 3 gol di scarto. Difficile, molto difficile, ma non impossibile. I rosanero in casa hanno costruito in parte la loro classifica, una remontada in cui crede il centrocampista Segre. Dobbiamo ricaricare energie mentali, voltare pagina e dobbiamo dare tutto, dobbiamo veramente sputare sangue fino all'ultimo secondo e avremo la spinta dei nostri tifosi e dobbiamo veramente dare la vita. Sul piano dei singoli la speranza principale è legata al recupero al centro della retroguardia di Bani, la cui assenza ha pesato enormemente nella sfida in Calabria. Per ridare verve, sprint e dribbling alla manovra offensiva crescono sensibilmente le chance di vedere Rui Modesto largo a destra e Jonsen schierato dal primo minuto. Il fantasista norvegese ha realizzato il suo unico gol stagionale proprio contro il Catanzaro nella sfida di campionato giocata a Palermo. La vera e propria svolta strategica potrebbe però riguardare il modulo. Inzaghi sta valutando seriamente di accantonare il consueto 3-4-2-1 per tentare la carta dell'all-in con un 4-2-3-1. Domani al Barbera oltre 28.000 spettatori. Inzaghi spera nell'effetto Bolgia per dare una spinta concreta alla squadra. La conferenza stampa di Toscano rinviata al pomeriggio. È già vigilia per il Catania che è rientrato da Lecco e domani sera al Massimino giocherà la gara di ritorno. Francesco Triolo. Neanche il tempo di rifiatare che si deve tornare subito in campo, nessuna sorpresa, si sapeva bene che il ritmo dei playoff non concedeva spazio e tempo per fermarsi e così oggi il Catania è tornato ad allenarsi in sede dopo essere rientrato ieri ed aver effettuato una seduta ieri mattina a Carate Brianza, così da ottimizzare al meglio i tempi di trasferimento. Lo 0-0 di Lecco lascia aperta ai rossazzurri la possibilità di giocarsi la partita di domani al Massimino sulla doppia possibilità di risultato, anche se occorrerà comunque un'ottima prestazione di grinta e di sostanza per evitare brutte sorprese e chiudere il conto prima possibile. A Lecco si è tornati a vedere il Catania compatto e chiuso, che non ha subito gol grazie alle parate di Dini, che ha visto il rientro di Forte, la buona prestazione di Pieraccini, è mancato solo il gol con una traversa colpita e le occasioni di Jimenez, Cicerelli, Forte e D'Ausilio che potevano dare maggiore tranquillità in vista della partita di ritorno. Impossibile che Toscano possa avere a disposizione Lunetta, lo ha fatto capire abbondantemente, mentre per quella che diventa la fase clou della stagione ecco che diventa ancora più importante aver recuperato Casasola, l'argentino che ha completato la fase del rodaggio post infortuni e che a Lecco ha fatto vedere un paio di incursioni pericolose. Visti gli impegni ravvicinati, Toscano potrebbe cambiare qualcosa in tutti i reparti. Pieraccini spostato al centro al posto di Miceli, c'è il braccetto di sinistra, Donnarumma in campo dal primo minuto a centrocampo, Jimenez titolare con Cicerelli sulla tre quarti dietro Forte. Queste le possibili novità. Cosa sarà il Massimino domani sera è facile immaginarlo, visto che anche la prevendita ha fatto registrare il sold out, una spinta in più per i rossazzurri e il fattore campo sarà una di quelle armi da sfruttare sino alla fine. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.